Allora, non finiscono invece le sorprese a Portogruaro e San Michele del Tagliamento, Otto Liberti. A San Michele del Tagliamento hanno riammesso il sindaco per 2 mesi. A Portogruaro invece hanno detto no alla sospensiva, quindi si va in consiglio comunale e dovrebbero esserci le dimissioni degli 11, dovrebbero, perché sai, non si sa mai in politica, guardi anche ieri la guerra, c'è tutta una, diciamo, situazione effervescente. Daniele Stivale, il consigliere regionale della Lega Nord nel Veneto, e allora è collegato con noi audio e video assieme a Rosario Padovano, prego. Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Daniele Stivale, consigliere regionale della Lega. Fa molto caldo e con questa polo più verde che mai simboleggia insomma il colore leghista. Anche Napolitano vi ha dato ragione insomma sulla questione della sicurezza, pur con qualche legittimo dubbio. Con qualche riserva dovuto alla sua storia però intanto passata, ha firmato l'ex comunista ha firmato insomma. Esattamente, la cosa importante è quella. Adesso i decreti applicativi saranno pronti a giorni, potremo fare le associazioni di volontariato, il volontariato con gruppi da 3 a 5 persone, ovviamente armati solo di telefonino cellulare, però finalmente anche i cittadini potranno far parte di questa esigenza che c'è da parte di tutti, che è quella del maggior sicurezza e maggior presidio del territorio. Naturalmente con lei non posso non affrontare il tema più ricorrente, quello della politica del Veneto orientale. È un mese veramente pazzesco, l'estate di solito non ci regala notizie, così tante notizie come in questo periodo. Portogruaro e San Michele, cosa ne pensa per entrambe? È stata fatta giustizia. Avevo denunciato da questa televisione che c'era un'intromissione secondo me troppo sinistra da parte di alcuni elementi del TAR. Evidentemente il Consiglio di Stato a San Michele, ma anche la sentenza di Portogruaro da parte del TAR è stata nella direzione corretta, ed è quello non di interpretare le leggi ma di applicarle. Le leggi vanno applicate, erano chiare e sono chiare. San Michele doveva stare al suo posto e Portogruaro, il centrodestra, ha 11 consiglieri, è la legge che lo dice. Arriva il commissario a Portogruaro? Ma secondo me ci sono tutti i presupposti, c'è bisogno di dare novità, ma ci sono tutti secondo me i presupposti, c'è bisogno di dare tranquillità e senz'altro il commissario può fare questo. Poi ovviamente ci sono gli 11 consiglieri che decideranno quale strategia utilizzare, però la città ha bisogno di maggiore tranquillità e senz'altro un commissario prefettizio può farlo e può darla. Ringraziamo dunque Daniele Stivale, la linea alla redazione centrale, grazie.